Quando si entrava in questa città, soprannominata la piccola Nizza, la cosa che veniva colpita erano questi viali pieni di rose, la cura del verde, tranquillità che questa città dà. È una città piena di valori, cose storiche. Piazza Vittoria è uno spazio storico che ha giocato un ruolo significativo nel corso della storia della città. Collocata nel centro di Gorizia, la piazza ha attraversato diverse fasi storiche, inclusa la caduta dell'impero asburgico e il periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale. Nel XVI secolo, quando l'originario nucleo abitativo cominciò a estendersi anche ai piedi del colle del castello, quest'area intorno alla quale sorgevano già alcune case sparse era occupata in gran parte da un prato, da cui ebbe origine il nome sloveno Travnik, con cui fu a lungo indicata la piazza. La sistemazione definitiva dello spazio, con l'abbattimento di alcuni edifici a fianco della prefettura, l'apertura di via Roma e la costruzione del palazzo dell'INPS, risale a un progetto di rinnovamento urbanistico realizzato negli anni 30 del Novecento. E così, col passare del tempo, Piazza Vittoria è diventata non solo il cuore pulsante di Gorizia, ma anche un simbolo di rinascita e progresso. Negli anni 70-80 Piazza Vittoria era un pullulare di gente incredibile. Galleria Bombi era proprio il passaggio che da Casa Rossa ti portava verso il centro cittadino, dove c'era questo commercio di qualsiasi cosa, non solo dei jeans o dell'abbigliamento, ma dei semplici droghieri, lavoravano tutti. Via Mazzini nel tempo è cambiata moltissimo. Essendo parte del borgo Castello, moltissima gente passava per arrivarci al castello. Di conseguenza sono nate tantissime piccole attività, piccole e grandi attività. Ognuno serviva qualche cosa, il bandaio, il ferramentaio, l'orologiaio. Era un movimento continuo che poi è stato distrutto. Demolendo delle belle case antiche e costruendo dei condomini. Già lì hanno fatto sì che molti negozianti debbano spostarsi. Qualche piccola attività è stata fatta dalla parte di Via De Gasperi, però non era più la stessa cosa, non erano più gli stessi negozianti. Via Rastello fu per secoli il principale asse commerciale cittadino. Pare che ancora nell'Ottocento, nelle ore di punta della mattinata, il traffico qui fosse frenetico, a causa del continuo via vai di persone e carrozze, a cui si aggiunse nell'ultima parte del secolo anche il tram. A ricordo di quell'epoca passata restarono gli spazi di tanti negozi, osterie e botteghe, che conservano ancora vetrine, insegne e persino arredi originali. Gorizia era piena di negozi, via Rastello era piena di negozi, c'era la bella piazza Vittoria, poi avevamo in Corso Verdi la Standa che era il grande richiamo di tutti perché trovavi dalla A alla Z. Standa è stata una catena italiana di supermercati fondata nel 1931 e attiva nel settore dei grandi magazzini. Come tale ha cessato di esistere nel 2002, sopravvivendo limitatamente al settore alimentare fino al 2010. Standa è stata un riferimento del commercio goriziano, che ha svolto un ruolo significativo nell'economia locale, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e al progresso economico della zona. Se ragioniamo dal punto di vista della presenza ingombrante di questo confine, ti rendi conto che lo sviluppo urbanistico di Gorizia ha risentito della divisione del suo territorio. Cosa è successo? La popolazione aumentava nel dopoguerra. Si preferì costruire in maniera intensiva nelle zone semiperiferiche, perché Gorizia, come conseguenza del confine, della chiusura della guerra, a un certo punto cresce nella sua presenza di popolazione anche con l'apporto degli esuli istro-dalmati.
Questa si trova nel rione di Stracis, che è la scuola che adesso hanno anche messo la scuola materna a fianco, che una volta non c'era. Poi il rione di Stracis era nominato tanto per la fabbrica della Suffolk, che aveva tantissima gente che lavorava lì. La Safog è stata un'importante azienda italiana del settore metallurgico che ha fatto la storia della città anche dal punto di vista civile e politico. Situata in via Brigata Casale, era un'azienda che si occupava di saldatura e sbavatura di metalli e operava principalmente nella produzione di macchinari industriali e componenti meccaniche. Emblematico è stato l'episodio tra il 30 aprile e il 2 maggio 1945, quando gli operai della fabbrica difesero gli stabilimenti contro l'assalto dei cecnici, un gruppo di collaborazionisti dei tedeschi. Agli operai caduti in questo tentativo di difesa fu eretto un monumento che possiamo trovare ancora oggi nella piazza antistante alla Safog. Questo confine per anni è rimasto abbastanza chiuso. Questa barriera fisica era anche una barriera anche psicologica nella mente della nostra popolazione, che rimaneva indelebile questa ferita, quegli avvenimenti tragici che hanno colpito tantissime famiglie slavofone o italofone. Io preferisco definire come lingua più che come etnia, ecco, non ha senso nei nostri territori. I momenti di contatti ci sono stati ben prima della caduta del muro. Io mi ricordo ero liceale, io ho fatto il liceo classico, quindi siamo negli anni 70. Negli anni 70 ci sono state delle spinte, io dico intellettuali, dei momenti dove la cultura ha superato la barriera fisica del confine. La cultura unisce, perché ha una base comune. E cultura può essere un cineforum, possono essere degli spettacoli, possono essere degli incontri tra studenti. Io mi ricordo sempre, appunto, per l'ultimo anno del liceo classico ci portarono a Nova Gorizia, dove per 2 sere di seguito ci furono degli incontri con degli spettacoli, proiezioni di film con i sottotitoli. Per la prima volta incontrammo i giovani in territorio jugoslavo. La sorpresa fu enorme, perché bene o male nelle famiglie, liceo classico poi, quindi un certo cetto borghese, diciamo così, no, eccetera, dove magari sentivi dire il nonno, il papà, dice quelli hanno ammazzato. Poi ti trovi di fronte dei giovani uguali a te che ti offrono da bere, ti offrono le sigarette, perché questo era, lì potevi fumare tranquillamente, ma a parte questo aspetto fu veramente un momento direi molto intenso. E infatti da quella volta io ho ancora delle relazioni di amicizia. Qualcosina si mosse, ecco, in quegli anni lì, anni 70. Io ricordo sempre Isonzo Social, il giornalino prima fisico, poi via internet. Proprio un titolo bilingue, all'epoca si guardava male, in maniera non proprio digeribilissima, no? Però con i suoi articoli anche bilingue, con le iniziative. Un'altra che così ricordo è il kayak transfrontaliero, no? La regata sull'Isonzo, che adesso viene fatta come una cosa comune, ma all'epoca era un qualcosa di precursore. Siamo negli anni 80 e le prime regate, adesso non so di preciso come vengono chiamati questi eventi, però nacque proprio grazie alle spinte di questo giornalino mensile che a un certo punto ideò questo evento, poi ripreso dalle associazioni sportive. Quindi sono sempre piccole realtà che poi aiutano a creare il grande evento che è il coronamento poi del 2004 del passaggio.